maledetta, Stefano Capriolo per l'asse 6 che ci è spuntato per l'anima fondamentale da sviluppare. Sì, buongiorno a tutti. Non è un caso che sia la Regione non sia persa a tracciare questo asse, che è frutto sicuramente del processo partecipativo che è stato più volte ricordato, ma che è stato fortemente richiesto dal basso dai partecipanti al tavolo, cioè il bisogno di definire una governance permanente del piano. E questo, se vogliamo, è già nella rappresentazione plastica della vostra presenza qui oggi. Cioè questo qui è già un innuccio, un sistema organizzato, fatto da tavoli, fatti dai chairperson, fatto dalla piattaforma, ma fatto molto da voi che siete presenti. E questo dovrà proseguire anche, nell'evoluzione della regione. È stato ricordato come la regione, lo diceva prima Stefano Landi, non sia un concetto amministrativo, anzi, se vogliamo, come chiave turistica è sicuramente a geometria variabile, sono stati nominate le diverse macro destinazioni della Garda, le Dolomiti e tutte le destinazioni che compongono il Veneto. E questa è la ricchezza del Veneto, perché diversamente da altre regioni non siamo una regione, monoprodotto, e siamo una regione fatta da tante destinazioni. E la destinazione, che costituiscono l'elemento di attrazione, sono anche l'elemento, se vogliamo, di frammentazione. Già lo ricordava l'assessore Canelli nel suo intervento, vi è quindi la necessità di in qualche modo costruire un sistema organizzato anche partendo dalle molte destinazioni che fanno ricco il Veneto. Il Presidente Zaia ci ha riraccontato, ci ha narrato quella che è stata l'epopea del turismo veneto, che poggia sulla forza e l'iniziativa degli imprenditori che a partire dagli anni 50, 60, assumevano su di loro tutta la creatività. Potremmo dire che telefonavano dalla Germania e dicevano vogliamo una camera con bagno, e l'imprenditore il giorno dopo l'aveva creata. Ma come ci hanno ben raccontato malamente, come ci diranno anche Antonio Scipioni e Jan Van Borg, gli scenari sono fortemente mutati da allora. E quindi c'è bisogno, sicuramente delle imprese, senza imprese non c'è turismo, ma c'è bisogno anche di governo del territorio, non un governo che ostacoli, ma un governo che faciliti, che crei le precondizioni al sistema imprenditoriale. E per questo bisogna ridurre la frammentazione. Io per lavoro tutti i giorni, tutte le settimane, la settimana scorsa ero a Chioggia, poi con l'assessore a Treviso, sul delta del Po, e c'è un problema a volte di connettere tutti gli attori del territorio, perché saremo un sistema organizzato a livello veneto se sapremo essere un sistema organizzato a livello di destinazioni territoriali. E per fare questo c'è bisogno anche del supporto della ricerca. Una caso, appunto, oggi abbiamo voluto presente questa testimonianza importante delle università. E l'obiettivo, uno degli obiettivi di questo asse è proprio quello di avere sempre notizie aggiornate, di aggiornare gli scenari. Oggi abbiamo visto come stanno cambiando velocemente, ma c'è bisogno di analisi predittive, c'è bisogno di analisi on demand, c'è bisogno di conoscere i cambiamenti di una domanda sempre più personalizzata. E quindi c'è la volontà da parte della Regione di andare a strutturare un osservatorio. In questi anni noi abbiamo avuto l'importante supporto del CISE, l'importante supporto di alcune università, ma anche noi come Regione abbiamo avuto il limite di collegare queste collaborazioni a momenti quasi di atto deliberativo annuale e non di una forma strutturata. E invece di questo c'è bisogno. Certo, noi stessi dobbiamo guardarci in casa, abbiamo necessità, ad esempio, di ricostituire la base, il sistema statistico, di analisi degli arrivi e le presenze, è il pane rispetto a un comparatico che è dato invece da ricerche più mirate. Ne ricordo alcune, formulazione, aggiornamenti di scenari, analisi predittive, e poi anche un'attività invece di comunicazione interna del piano. Questo piano potrà funzionare nella misura in cui, è stato detto, non solo in qualche modo anche le destinazioni lo adotteranno, lo faranno proprio e lo declineranno nei propri territori,
tra le comunità ospitanti, come è stato ricordato, ci sarà la consapevolezza del valore del turismo del Veneto e per il Veneto. E allora io credo che, diciamo, abbiamo oggi sentito tutti gli aspetti tematici, abbiamo visto, diciamo, quali sono le azioni che hanno avanti. Una cosa vi chiediamo ancora una volta, abbiamo un assessore che ci ha creduto, fortemente motivato, anzi lo ringraziamo perché poteva essere più semplice, come dire, programmare il futuro del turismo veneto da dietro una scrivania a Venezia, ma il turismo veneto non si governa da Venezia e quindi